Allora, è tornato a trovarci con colpevole ritardo questa sera Raffaele Padrone, come sempre. il vice segretario nazionale della FSP Polizia. Allora, Padrone, io tornerei su una delle notizie di apertura, cioè quella degli interventi delle forze dell'ordine anche in abitazioni private per contrastare, che rientra nelle misure di contenimento ovviamente della pandemia. Ecco, qual è la sua posizione, la posizione del sindacato in merito a queste cose? Beh, guardate, io tratto chiaramente il tema della sicurezza, voi lo sapete. Queste tipologie di interventi io li avevo preannunciati anche con il direttore, li avevo già discusso. Quello che in questo momento è alleato, mi permetta il termine, quello che è alleato in questo momento delle forze dell'ordine sono proprio il controllo del vicinato. Il famoso controllo del vicinato sta funzionando. Alcuni comuni, si ricorda, hanno attuato questo sistema di controllo per un'altra tipologia di reato, che era quello legato all'intrusione della nostra abitazione da parte di ladri di appartamento. In questo momento la gente è stufa di stare a casa, la gente non ne può più e succedono questi episodi, quelli che uno alza il telefono e comincia a dire: se io non posso uscire, non posso andare in discoteca, non posso andare al ristorante, non posso andare a festeggiare il compleanno di mio figlio e non posso fare tutte queste attività che sono nella normale attività, perché poi, se vogliamo dire, e mi fa ridere la soluzione che ha attuato adesso i nostri governatori, quella di chiuderci in casa, però di darci la possibilità di andare a fare le ferie all'estero. Lei guardi, sì, le agenzie, quella non l'ho capita, è quella dell'ultima ora. Un autentico non senso. Non ha un senso logico. Se io non posso andare neanche nella seconda casa, teoricamente, se non è un contratto del 14 di gennaio di quest'anno, non posso andare dall'altra parte della regione, posso andare invece a fare le ferie fuori. Le Canarie sono stracolme. Ma tornando a noi, la gente è stufa. Cosa fa? Chiama. Noi non abbiamo e voi, né l'autorità, come al solito siete obbligati a intervenire a fronte della chiamata. Non è che insomma. Non abbiamo ecco, però, la facoltà di andare nell'abitazione, ma se uno sente i rumori, sente le feste, purtroppo oggi come oggi veniamo chiamati. Certo, però e dobbiamo visto intervenire. Che siamo tutti da un anno in questa situazione, no? Dal mio punto di vista volevo sentire appunto la sua opinione in merito. Allora, per quanto riguarda i commercianti e gli esercenti che magari commettono qualche veniale infrazione perché devono sbarcare il lunario, si può essere un po' più indulgenti, ma con questi furbetti che violano le regole per fare grigliate o libagioni eccetera, magari è il caso di essere... No, ma lei ha usato un termine, proprio i furbetti. Il problema è che non funziona solo che c'è il compleanno della bambina o c'è la festa di laurea a casa mia. Il problema è che abbiamo riscontrato e verificato, e chiaramente date notizia a voi, ci possono essere ragazzi che fanno uso di stupefacenti e quindi che ricominciano a utilizzare sostanze non chiaramente lecite anche in uso privato, ed è questo quello che è il problema reale. Cioè, quando noi arriviamo, verifichiamo non che ci sia il compleanno della bambina alla quale possiamo dire a questi signori: cercate e vedete, fate, non è possibile, e se troviamo situazioni particolari si fa la contravvenzione. Il problema è trovare ragazzi, come è successo, che nascosti dietro questo lockdown usano sostanze stupefacenti, e questa è la cosa. Esatto, ne avete parlato in lungo e in largo. Bene, grazie Raffaele Padrone, ci vedremo senz'altro la prossima settimana, visto che è un ospite fisso. Ormai, grazie ancora. Dal 2008. Pensa un po', quant'è sono invecchiato a Telepordenone, direttore non c'era.
ne ho visti cambiare direttori. Eravamo bambini quando è arrivato la prima volta. Grazie Raffaele Padrone. Grazie a voi. E intanto il ristoratore di Sequals, Ferdinando Polegato, noto per essere un fervente nostalgico del ventennio fascista, è tornato sotto i riflettori dei media nazionali per la sua ultima provocazione. Pensate, un murales raffigurante il profilo del Duce in bella mostra sulla provinciale tra Sequals e Meduno. Allora ieri, senza saperne leggere né scrivere, Pier Giorgio Grizzo si è imbattuto in questo murales e la curiosità l'ha mosso proprio ad intervistare Ferdinando Polegato. Sentiamo allora cosa ci ha detto ai microfoni.